stiamo lavorando, come vedete, a fare pulizia. Abbiamo delle situazioni oltre alle case e alle contrade come qui, tragica, drammatica ovviamente, ma abbiamo delle situazioni ancora peggio perché abbiamo delle strade che sono state completamente divelte dall'acqua. Quindi abbiamo due strade dove adesso è finito un intervento dei vigili del fuoco che hanno portato via circa 100 metri di lunghezza di una strada completamente invasa dalla ghiaia per quasi 2 metri, e quindi hanno lavorato tutta la notte, bravissimi, hanno liberato la strada, e abbiamo un'altra strada che dobbiamo sistemare che ovviamente non è percorribile, e la stiamo sistemando in queste ore. E poi abbiamo tutte queste situazioni, dobbiamo aprire delle stradine per andare nelle case perché molte case sono state isolate, ma lì ormai ci siamo, quindi dovremo aver finito anche lì, e quindi abbiamo questa situazione di queste due strade da risistemare. E poi, come vedete, tutte le case che saranno circa 70-80 famiglie, forse anche di più, che bisogna aiutare perché bisogna tirarli fuori da questa situazione, insomma, quanto prima. In 12 ore 170 mm di pioggia, è all'origine di quanto accaduto? Direi non 12 ore, ma forse di mezz'ora, un'ora. È stata una cosa devastante. Nessuno qui, neanche i più anziani, ricordano un evento del genere. Insomma, ci sono valli qui dietro di noi che non portavano acqua da anni, da decenni forse, e ieri mattina erano invase dall'acqua, quindi non riusciamo a capire da dove sia arrivata tutta questa potenza, insomma, incredibile. La gente sta reagendo, com'è il morale, sindaco, Ma oggi? io passo ovviamente per il paese un po' da tutti, c'è un po' di sconforto, poi c'è quello che ti batte la spalla e dice ce la faremo, e ce la faremo. È commosso, sindaco? Eh sì, un po', Momento difficile, eh? molto.